Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Andiamo subito all'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove è in corso lo sciopero degli addetti alla sicurezza. L'aeroporto è in tilt. Sentiamo Filippo Fois. Eccolo. Dovete venire qui con noi. C'è un problema di audio? Fatemi sapere. Incentivare le persone a non fare. Chiediamogli la linea. A te Filippo. Mi sentite? Sentiamo, vai. Pronto? Ok, perfetto. Scusate, c'è stato un piccolo problema di audio. Come sentite c'è anche molta confusione perché in questo momento stiamo salendo la rampa che porta alle partenze dell'aeroporto Marco Polo. Quello che vedete è lo sciopero degli addetti alla sicurezza, vale a dire delle persone che controllano i viaggiatori nel momento in cui stanno per entrare per fare il check-in. Io vedo Mina Parisotto, che è dell'RSA del FLAI, che è il sindacato proprio di questi lavoratori. Per quale motivo avete sostanzialmente bloccato l'aeroporto? Abbiamo bloccato l'aeroporto perché la nostra contrattazione di secondo livello è ferma e noi chiediamo le tutele che ci sono dovute, visto che Sicuritalia ha l'intenzione di fondersi insieme con Trivento Sicurezza. Mancano le tutele dei lavoratori e la contrattazione di secondo livello fa sì che noi possiamo sopravvivere. Fare questo lavoro è sempre più difficile, voi mi stavate raccontando, intanto siete pesantemente sotto organico, manca circa il 30% delle persone che dovrebbero fare questo lavoro, questo si traduce con dei turni di lavoro massacranti. Allora, i turni sono massacranti perché cominciare alle 3 di mattina come primo turno non è normale, ma a prescindere dalla turnazione è lo stress a cui siamo sottoposti, senza pause, senza cene, quando il nostro lavoro richiede una presenza non solo fisica ma psicologica importante, perché l'attenzione nella sicurezza è tutto. Oggi com'è la situazione? Molti voli sono partiti senza passeggeri perché ci sono dei forti ritardi nei controlli di sicurezza. Sì, a noi dispiace creare disagio, ma è l'unica cosa che noi possiamo fare per farci ascoltare. Molti passeggeri hanno perso il volo perché l'adesione è stata altissima, per cui ai varchi di sicurezza, a prescindere, ci sono solo i comandati in servizio. Ecco, diciamo che la situazione è molto grave anche per un'altra cosa che prima mi raccontava Mina Parisotto. C'è un continuo esodo di lavoratori, le condizioni lavorative sono talmente pesanti che siete sempre meno, sempre più persone stanno dando le dimissioni, anche per questo insomma bisognerebbe che ci fosse un adeguamento contrattuale, se no qua non rimane nessuno. Esatto, il contratto di riferimento è quello delle guardie giurate, che è, tutti lo sappiamo, una miseria. La nostra contrattazione di secondo livello ferma, i nostri stipendi fermi, la gente e il personale, se trova qualcos'altro, se ne va e l'esodo sta continuando tutti i giorni. Direttore, io direi che per ora da Tessera è tutto, vi restituiremo la linea. Grazie molte Filippo, gravissimi disagi per chi sta partendo e per chi sta anche arrivando. Purtroppo le agitazioni provocano questi grossi problemi per i passeggeri e per tantissimi turisti che vanno e vengono soprattutto da Venezia. Andiamo avanti con la cronaca nera, il dramma di Cinto Cao Maggiore, l'uomo che ha buttato dal balcone di casa al primo piano la figlia di 5 anni che poi ha tentato il suicidio. Si attende l'esito delle analisi sul padre della piccola, si segue anche la pista degli stupefacenti perché è un uomo che non aveva mai dato segni di squilibrio. Le urla della bambina sul balcone che hanno fatto scattare l'allarme dei vicini, poi il folle gesto. Indagano i carabinieri sul tentato omicidio della piccola di 5 anni gettata dal balcone del primo piano dal padre, seguendo anche la pista della droga. I militari dell'Arma sarebbero infatti alla ricerca di stupefacenti, ritenendo che il 43enne non fosse alterato in modo naturale e che quindi siano probabilmente all'origine non solo del gesto sconsiderato, ma anche delle urla deliranti sentite sia la notte prima del tragico fatto, sia la sera stessa. All'ospedale di Portogruaro, dove è attualmente ricoverato l'uomo, gli inquirenti hanno chiesto infatti l'esito degli esami tossicologici.
Piantonato all'ospedale e attualmente in terapia intensiva per le lesioni riportate dopo la caduta, secondo quanto si apprende dall'ordinanza di custodia cautelare della GIP Monica Biasutti, quella sera l'uomo e la bambina avrebbero cenato con la nonna paterna. Una cena tranquilla, finita intorno alle 22, circa un'ora prima che il 43enne andasse in escandescenza e scaraventasse la piccola di 5 anni giù dal terrazzino. Non appena le condizioni di salute fisiche e psicologiche lo permetteranno, l'uomo sarà trasferito nel carcere di Pordenone e potrà sostenere quindi anche l'interrogatorio di convalida. L'accusa è di tentato omicidio. E purtroppo una notizia è arrivata poco fa, la vediamo dal giornale: orrore a Ravenna, follia della mamma, si lancia dal 9° piano con figlia e cane, gravissima la donna, morti la bimba di 6 anni e l'animale, in casa c'era il marito che non si sarebbe accorto di nulla. Davvero sono tragedie della follia, della disperazione. C'è l'inchiesta sulla morte del 21enne trapper di Campo Nogara, trovato senza vita in camera sua venerdì mattina. Alcuni amici lanciano l'accusa, qualcuno era con lui e non lo ha fermato. Giorno non mi sento abbastanza e questa depressione non mi lascia. Si chiama Giovane ragazzo morto ed era un videoclip che Christian Trolese aveva caricato un anno fa su YouTube. Una delle sue canzoni, lui che la passione per rap e trap la viveva visceralmente. In quella canzone si parla di depressione, si parla di disagio, si vedono farmaci, temi non inusuali nei pezzi dei cantautori di questo genere musicale. Un triste presagio. Un anno dopo la sua morte, a soli 21 anni, trovato senza vita in camera da letto dalla nonna con la quale viveva, non ha solo sconvolto Campo Nogara, ma ha fatto aprire un'inchiesta affidata ai carabinieri. L'autopsia sarà eseguita nelle prossime ore, ma nel frattempo 2 amici del ragazzo lanciano un'accusa pesante. Con lui nella stanza c'era qualcuno che non ha fatto nulla per fermarlo, anzi forse lo ha aiutato a morire. Si farebbe intendere dunque che qualcuno possa avergli venduto un mix letale di farmaci e alcol, frasi che però andranno vagliate con cura dagli inquirenti in attesa dell'autopsia. Una fine sconvolgente. Solo qualche ora prima un post sui social nel quale il 21enne con quella "stasera morirò" sembrava annunciare il peggio. Il ragazzo è stato trovato senza vita venerdì mattina dalla nonna, che non l'aveva visto scendere per la colazione. Una vita difficile, abbandonato dalla madre, orfano di padre, era cresciuto con i nonni. Nel trap aveva trovato uno sfogo, il modo per esprimere con la musica il suo mondo, un mondo finito improvvisamente la notte tra giovedì e venerdì. Giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto. E ovviamente la polizia controlla anche le scuole, spaccio di droga, in particolare in quelle di Thiene. Sono stati denunciati 2 studenti di 16 e 17 anni. Thiene, 2 studenti minorenni sono stati denunciati per spaccio di droga dagli agenti di polizia locale nord-est vicentino che li hanno colti in flagranza di reato. I poliziotti, a seguito di numerose segnalazioni di genitori preoccupati, avevano predisposto una serie di controlli mirati nei pressi di alcuni istituti scolastici della città. Venerdì scorso, nelle vicinanze di un parcheggio sotterraneo, hanno notato 4 studenti con fare sospetto da cui proveniva un odore inequivocabile di cannabinoidi. In tasca di un 16enne e di un 17enne sono stati rinvenuti 13 involucri di hashish già confezionati per lo spaccio, contenenti ciascuno una dose di circa 1 grammo, un bilancino di precisione e un coltello serramanico. Uno dei giovani ha tentato di darsi alla fuga strattonando un poliziotto, lanciando a terra un altro sacchetto contenente 2 agglomerati di hashish di 17 grammi, con sé un altro bilancino di precisione e 105 euro in contanti, somma ritenuta dagli agenti proventi di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato. I ragazzi, dopo essere stati accompagnati al comando, sono stati affidati ai genitori. Gravissimo atto di vandalismo a Ponzano Veneto. Alcuni sconosciuti hanno svitato i bulloni dei dossi stradali. Andiamo subito in diretta da Lina Paronetto.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui in via Calcina Est a Merlengo di Ponzano col sindaco Antonello Baseggio. Buongiorno sindaco, grazie per essere qui, e con Adriano Marchesin, che è uno dei residenti che sono intervenuti dopo aver visto quello che tu hai spiegato. La notte tra sabato e domenica qualcuno ha svitato appunto le lunghe viti che tengono ancorati i pezzi che compongono questo dissuasore stradale, gettandone alcune sull'asfalto come dei veri e propri chiodi di fatto, e altre lasciandole sporgenti di diversi centimetri. Potete immaginare naturalmente cosa poteva capitare nel caso fosse passato un veicolo, soprattutto nelle ore notturne in cui si presume che gli autori di questo assurdo atto di vandalismo possano aver compiuto quello che hanno compiuto, e naturalmente si è corso un grosso rischio, come dicevi. Ecco, allora partiamo magari in questo caso proprio dai residenti che sono intervenuti prontamente domenica mattina. Adriano Marchesin, perché? Di cosa vi siete accorti? Noi ci siamo accorti verso le 10 che alcune macchine non volevano più passare il dissuasore, quindi si giravano al civico 17 e tornavano indietro. E quindi siamo scesi a vedere se c'era un oggetto che intralciava il traffico. In realtà ci siamo resi conto di questi viti molto sporgenti, 10 centimetri, una quindicina di viti che uscivano dal rallentatore. Quindi le macchine abbiamo cominciato a farle rallentare perché c'era il rischio ovviamente di foratura di pneumatici. Rischio maggiore se passa un motociclo, lì qualcuno si poteva far male. Certamente, voi siete intervenuti appunto cercando alla bene meglio di risolvere l'emergenza, e poi siete riusciti a contattare il sindaco. Sì, con degli amici qui del quartiere siamo riusciti con martelli e pinze a buttare giù le viti nel tempo più breve possibile. Nel frattempo, per fortuna, abbiamo rintracciato il sindaco che era qui in parrocchia rapidamente, e abbiamo cercato di mettere anche un attimino di segnali, insomma, per chi passava. E quindi nel giro di un'oretta siamo riusciti a sistemare le cose. Certamente è sconcertante. Lascia perplessi che uno non si renda conto la gravità del gesto, cosa poteva fare, ripeto, a un motociclo, a una moto che passa e prende un chiodo di 10 centimetri, una vite, poteva ovviamente cadere e farsi del male, quindi un gesto veramente che lascia perplessi, devo dire. Certo, tra l'altro siamo nel cuore di una zona residenziale, per cui immaginiamo che i transiti potessero potenzialmente essere tanti. Allora sindaco, lei ha fatto un post anche piuttosto duro, usando epiteti piuttosto schietti nei confronti degli autori di questo atto. Certo è che è l'ennesimo, nel senso che purtroppo ormai nel territorio siamo abituati a vedere qualsiasi cosa. Sì, quello che sta succedendo ormai nel nostro paese, inteso come l'Italia, è sconcertante. Sì, mi sono permesso dei termini forti nel post, avrei voluto usarne altri anche offensivi, ma insomma alla fine sono anche una figura istituzionale. Io credo che quello che sia stato fatto sia scandaloso, forse questi ignoti che siano ragazzi o che siano adulti non si sono resi conto del danno che potevano fare alle persone e alle cose. Rimango sconcertato che possano avvenire dei fatti e possano essere coperti ritualmente oramai dall'opinione pubblica come se la noia fosse un motivo. Qui si fanno dei gesti che sono pericolosissimi e che i danni potevano essere gravi. Io invito queste persone a pensarci e a non commettere più fatti del genere. Mi permetto anche di ringraziare invece i residenti che si sono adoperati in un giorno di festa con martelli e cacciaviti a risolvere la situazione e naturalmente raggiungere anche il sindaco per poter poi mettere in sicurezza l'area. Voi appunto avete già provveduto, lo vediamo infatti a posto, il rallentatore. Sindaco, per rintracciare gli autori di questo atto cosa state facendo? In zona abbiamo fortunatamente anche delle telecamere, non riprendono esattamente questo punto, ma queste vie, sia gli accessi da nord e sud, hanno delle videotelecamere, quindi adesso in queste ore cercheremo di capire se riusciamo a vedere chiaramente delle persone che magari possano destare interesse. E poi è chiaro che sta alla cittadinanza, l'invito alla cittadinanza è quella di tenere gli occhi aperti, perché qualsiasi gesto in qualsiasi area può diventare pericoloso per gesti inconsulti e probabilmente inconsapevoli, mi auguro, perché se no io porto denuncia verso ignoti, se no la denuncia sarebbe ben altra cosa da fare. Appunto la denuncia, ma lei ha detto mi auguro che ci riflettano.
fossero anche dei ragazzi, fossero eventi che non so, vengono fuori in famiglia, l'invito sarebbe anche, immagino, di presentarsi. Beh certo, insomma, le porte del municipio sono aperte non solo per le sanzioni e per quello che il comune deve fare. Il sindaco è tutti i giorni in municipio e se c'è qualcuno che magari sente l'intervista o che ha visto il post e che si ritiene un po' insomma in colpa o che sa è giusto che venga anche da me, insomma in qualche maniera poi si riparano le cose, ci sono anche dei servizi sociali e degli interventi che si possono fare alla comunità per ripagare insomma la stessa comunità, quindi l'invito è quello sì di ripensarci e di venirmi a trovare. Grazie ad Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano, grazie ad Adriano Marchesin di essere stato con noi. Da Ponzano Veneto, direttore, noi restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto e ai suoi ospiti. Ricordo che per la vicenda della stazione devastata dai giovanissimi ragazzi recentemente proprio si sono costituiti a Piombino Dese, si sono costituiti proprio ai carabinieri e quindi hanno evitato pene maggiori e così dovrebbe andare anche in questo caso a Ponzano Veneto. Ricordiamo poi altri gravi fatti vandalici, quella Fleximan, l'uomo che continua a segare gli autovelox e poi ovviamente anche altri fatti di cui abbiamo parlato recentemente nei nostri TG. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Nei bagagli 25 lingotti d'oro, notizia appena arrivata, turista tedesco bloccato sul traghetto per la Grecia. A Venezia il Mose è sollevato per l'alta marea, ma il meteo è in miglioramento su tutto il Veneto. Fino a mercoledì per scegliere il fornitore del gas, in Veneto 320.000 famiglie in bilico e poi il treno Roma-Cadore, un espresso per pochi passeggeri, il viaggio, esperienza indimenticabile. Ancora la cronaca, aggredisce in strada la sua ex compagna, a Padova la polizia ha arrestato un 40enne colombiano. L'aggredita è buttata a terra mentre stava passeggiando con un amico. Sabato sera un 40enne di origine colombiana ha teso un agguato alla sua ex malmenandola in mezzo alla strada. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti allertati da una chiamata al numero di emergenza. L'aggressione violenta è avvenuta in via Gabelli a Padova. La vittima è una giovane padovana di 24 anni. La ragazza è stata spintonata e fatta cadere a terra. Con lei c'era un amico che ha subito allertato il 113. Quando i poliziotti sono intervenuti hanno cercato di bloccare l'uomo che l'aveva aggredita, un 40enne colombiano, ubriaco in forte stato di agitazione, ha aggredito anche i poliziotti spintonandoli per cercare di scappare, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e portarlo in questura. La ragazza aggredita ha poi raccontato ai poliziotti tutti i maltrattamenti subiti negli ultimi mesi. Dopo una breve frequentazione con il 40enne aveva cercato di rompere la relazione. Lui era geloso, ossessivo e sempre nervoso. La ragazza ha anche raccontato di aver subito violenze sessuali mentre dormiva, oltre ad aggressioni fisiche avvenute a luglio, periodo in cui lo ha lasciato. Dopo la rottura il 40enne aveva più volte tentato un riavvicinamento tempestandola di messaggi e email e aspettandola sotto casa o vicino al luogo di lavoro. Il 40enne alla fine è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e denunciato per il reato di atti persecutori e violenza sessuale. Stiamo a Padova, è stata notata da un automobilista che ha subito segnalato la sua presenza ai carabinieri. Una donna stava camminando in strada con una mazza da baseball. Camminava in zona San Lazzaro a Padova armata di una mazza da baseball. È stata fermata dai carabinieri della sezione radiomobile allertati da una chiamata al numero d'emergenza. A 2 passi dalla QN Arena, in via Einaudi, è stata fermata una 48enne che corrispondeva alla segnalazione ricevuta dai carabinieri. Raggiunta e controllata, la donna è stata subito disarmata e non è riuscita a spiegare perché girasse con una mazza lunga 61 centimetri che è stata poi sequestrata. La 48enne, già nota alle forze dell'ordine, ora dovrà rispondere del reato di porto ingiustificato d'armi. Andiamo a Bassano e Grappa da Vanessa Banzatto perché sono stati approvati i lavori per la piastra sportiva di Val Rovina. Sentiamo la nostra collega, mi pare con il vice sindaco. A te la linea, Vanessa.
Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. In effetti noi ci troviamo proprio sulla piastra sportiva, un po' il luogo d'incontro di tutta Valrovina, la piazza di tutta Valrovina, così è stata chiamata, che però sta soffrendo, è la grande malata. E allora è partita tutta quanto una serie di lavori, di progetti per poter riprendere in mano tutta questa struttura e riportarla all'antico splendore. Con me il vice sindaco assessore ai lavori pubblici di Bassano, Andrea Zonta. Allora assessore, un lavoro, si diceva che i cittadini di Valrovina aspettano almeno da 15 anni. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, questo è un lavoro che Valrovina, che tutta la comunità aspetta da tanti anni, almeno 15-20 anni, perché il degrado di questa piazza è evidente agli occhi. Questa piazza ha due problematiche, una di tipo idrogeologico, e cioè la sistemazione di scoli d'acqua che stanno interrati sotto di noi e che sono quelli che trasportano l'acqua da monte verso valle, e in più la situazione piastra che come si vede dall'immagine è molto ammalorata. Ecco, gli interventi che andremo a fare sono uno concordato col Genio Civile, pertanto la sistemazione degli scoli d'acqua per evitare che poi questa magari defluisca per le strade o addirittura dentro le case, e la seconda proprio la sistemazione di questa piastra con rifacimento del piano di calpestio e da adibita poi a campo da calcetto, da basket e da volley, rifacimento delle recinzioni, rinforzo dei muri di contenimento appunto di quest'area piana e resa piana perché c'è stata posta della terra, e rifacimento dell'illuminazione pubblica per dare luce alla piazza, ma anche per un risparmio energetico che in questo momento non c'è. Certo, si diceva non è soltanto un punto di ritrovo per gli sportivi, in realtà è tutta una comunità che si trova in questo luogo. Sì, esatto, qui viene fatta la festa del Marron cosiddetta a ottobre-novembre, vengono fatte tutte le attività che la comunità pensa di fare per i propri cittadini, bambini piuttosto che anziani, che qui vicina c'è anche la casa del quartiere, e pertanto è una piastra che serve un po' a tutti. Tra l'altro i costi sono lievitati, e non poco, perché si era partiti da una cifra poco superiore ai 300.000 euro e si è arrivati a... Sì, siamo arrivati a 1.020.000 di quadro economico, di cui 750 di lavori. Questo è dovuto appunto al discorso che facevamo prima, cioè la sistemazione della parte idrogeologica, perché qui bisogna scavare completamente questa piastra, andare in profondità, fare i canali nuovi come concordato col Genio Civile, poi ricoprire e rifare la piastra sopra. Le cifre iniziali era solo per rifare la piastra. Si aggiungono questi importanti lavori che vanno a colmare un dissesto idrogeologico, ben vengano. Fra l'altro i lavori dell'idrogeologico sono finanziati per 548.000 euro da un PNRR ad essi dedicato, e questo ci consente pertanto di fare un lavoro di sistemazione che per le casse comunali è praticamente gratis. E per quanto riguarda i tempi? I tempi adesso, questo lavoro, progetto esecutivo approvato, va in gara e contiamo tra fine aprile e primi di maggio di poter iniziare i lavori e terminarli in 6-7 mesi, vuol dire entro la fine dell'anno, a meno che non ci siano problematiche poi sotto, ma pensiamo proprio di no, i carotaggi sono stati fatti. Bene direttore, hai sentito, insomma, lavori che si attendevano da quasi 20 anni, quindi si può ben immaginare anche la soddisfazione dei residenti. Io ti ricedo la linea. Grazie molte, grazie Vanessa Banzato e al vice sindaco di Bassano del Grappa. Andiamo in altopiano perché entro l'anno tornerà agibile la storica sala dell'ex cinema di Lusiana. Vediamo. Inagibile da un anno, quando a metà gennaio 2023 crollarono calcinacci e pezzi di soffitto sulle poltrone della platea, finalmente qualcosa si sta muovendo per la sistemazione della sala dello storico ex Cinema Teatro di Lusiana, sottoposto ai beni culturali che per decenni ospitò eventi e iniziative. Gli ingegneri hanno verificato che ci sono dei problemi statici e quindi quello che sembrava dover essere soltanto un lavoro di sistemazione, di ristrutturazione più semplice, si è manifestato invece con una maggiore gravità. Però voglio rassicurare
che è già stato fatto lo stanziamento di bilancio con fondi propri proprio per la ristrutturazione, il progetto, e quindi ci auguriamo tutti che i lavori proseguano e possano completarsi al più presto. I lavori ovviamente verranno fatti nel rispetto delle indicazioni che vengono date dalla sovrintendenza, perché si tratta di un edificio storico e quindi naturalmente la sovrintendenza deve dare delle indicazioni ben precise alle quali bisogna attenersi, per cui il terrazzo sopra rimarrà, all'interno ovviamente verranno fatti questi lavori di adeguamento dal punto di vista statico prima di tutto, e però il tutto deve rispettare dei requisiti ben precisi, insomma. Andiamo a Bassano del Grappa, c'è la sanità sempre nell'occhio del ciclone per mancanza di medici, infermieri e anche per le attese lunghissime delle visite specialistiche. Sentiamo cosa ci racconta Ferdinando Garavelli. La sanità veneta sta attraversando un momento molto delicato. La situazione è sotto gli occhi di tutti ed è stata al centro di conferenze stampa come quella del Nursind di qualche giorno fa, nella quale sono emerse le difficoltà di infermieri e medici, ma anche di prese di posizione politiche e di proteste da parte del personale sanitario. Per non parlare delle tante segnalazioni che arrivano dai cittadini stanchi di avere a che fare con un'organizzazione del servizio che a loro proprio non piace. Raccolte di firme sono state portate a più riprese in regione per segnalare le difficoltà di interi territori. E in tutto questo arriva anche un'altra notizia, certificata addirittura da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, sulla base del nuovo indice di soddisfazione della domanda interna. Il primo posto non è infatti del Veneto, la cui sanità è rimasta un punto di riferimento per anni a livello nazionale. La medaglia d'oro va ora all'Emilia-Romagna con un indice pari a 1,11 che conferma la capacità delle sue strutture sanitarie di soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. A seguire la Lombardia, mentre il Veneto è solamente terzo assieme alla Toscana con un indice di 1,02. Quando questo dato è superiore a 1 vuol dire che le strutture sanitarie offrono più prestazioni di quante siano richieste dagli abitanti. La fotografia cristallizza la situazione del 2022 secondo i parametri di Agenas, il cui direttore generale è Domenico Mantoan. Lo stesso Mantoan che ha retto le sorti della sanità veneta per un decennio, dal 2010, e la cui partenza è vista da molti come l'inizio di una fase tanto complicata quanto delicata per la sanità veneta, alle prese con liste d'attesa chilometriche, prenotazioni difficili e altre difficoltà contingenti che per alcuni starebbero spostando le preferenze di operatori e pazienti verso il privato. Un tema che a livello nazionale è stato ripreso anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno alla Nazione, con parole molto chiare. Le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti, con liste di attesa per visite ed esami in tempi inaccettabilmente lunghi. E a Bassano del Grappa sono sempre sul sentiero di guerra i residenti di San Lazzaro, prima per questioni legate a ampliamenti industriali, poi per l'ipotesi di un autolavaggio, di traffico pesante, adesso anche per una piazzola in cui sono iniziati i lavori per questa piazzola che è stata destinata ai nomadi. Vediamo. Da quanti anni abita qui in San Lazzaro? Da sempre. Quando il sindaco Elena Pavan ha definito San Lazzaro un'area infelice, lei cosa ha pensato? Che ha ragione. Mi viene in mente una cosa di tanti anni fa, amministrazione Fabris. Io ero molto amico di Fabris e una volta mi ha detto il bene di tanti per il male di pochi. Parole rotte dalla commozione e dalla rabbia, quella di chi vive a San Lazzaro ed è costretto, dicono, a scoprire il proprio destino senza poter decidere, senza condivisione, senza essere interpellati dall'amministrazione. È successo così per i capannoni, per le antenne e adesso per l'area di sosta in via Pre. La vostra non è una, definiamola, battaglia nei confronti
delle persone che verranno a soggiornare in quel parcheggio, a stazionare in quel parcheggio. La vostra è una battaglia per delle scelte che non sono state condivise con i residenti. Sì, è vero, cioè non sono state condivise, non è una battaglia contro chi verrà, perché noi viviamo bene con tutti. È solo la scelta fatta senza dire niente a nessuno. Questo è il problema, perché non si è mai saputo niente. Alla fine tutto porta, come si può dire, non dico una vendetta, ma quasi quasi ci siamo. L'hanno rovinata la zona di San Lazzaro, no? Allora meglio rovinare San Lazzaro che altri posti, e continuano a insistere su questo passo. A Marghesane non c'è neanche un'antenna. Come mai? La questione dell'area di sosta in via Pre dunque non è chiusa, anche perché ci saranno le prossime elezioni, ci sarà ancora l'assessore Mazzocco o ci sarà un'altra amministrazione che farà tutto il contrario di quello che dice Mazzocco. Ma poi chiederemo ad Alex Giuliano di chi si tratta, perché non siamo soliti intervistare persone anonime che parlano di fatti normali. Quindi le interviste vanno fatte a viso aperto e chi non ci mette la faccia non va intervistato. Poi vedremo di capire chi è la persona che ha detto la sua legittimamente, ma che non dovrebbe avere nessun problema ad esporsi. La tragedia dell'ex Configliachi a Padova: sono morti 3 nordafricani per esalazioni. Vediamo il servizio e poi ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin. Morti mentre cercavano di scaldarsi tra rifiuti, sporcizia e giacigli di fortuna ricavati da pezzi di cartoni e stracci sporchi. Una stanza fatiscente nell'ex stabile dell'Istituto Configliachi in via Reni ad Arcella si è trasformata in una camera a gas letale per 3 giovani stranieri morti per le esalazioni provocate da un braciere di fortuna che avevano acceso per trovare un po' di calore in queste notti invernali. Le fessure di porte e finestre tappate per cercare di riscaldare gli ambienti. I 3 corpi senza vita sono stati ritrovati rannicchiati in posizione dormiente da altri stranieri che hanno allertato la polizia sabato notte. Le vittime sono 3 giovani nordafricani. Uno di loro aveva 24 anni, era un cittadino tunisino richiedente protezione internazionale con precedenti per stupefacenti e immigrazione clandestina. Di recente era anche stato arrestato dalla squadra mobile, aveva un divieto di dimora a Padova. La seconda vittima era un connazionale di appena 18 anni, anche lui irregolare sul territorio e con precedenti per droga. La terza persona deceduta invece non è ancora stata identificata. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo dei 3 giovani per appurare con precisione le cause del decesso. Sui loro corpi non sono presenti segni di violenza. E questo era il servizio di Francesco Rattai. Si tratta di una tragedia annunciata. Sentiamo in diretta da Padova Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, noi siamo proprio davanti allo stabile dell'ex Configliachi dove sono stati ritrovati 3 corpi, lo vedete oggi sono apparsi anche dei fiori bianchi che sono stati posizionati da qualche residente qui al cancello dell'ex stabile abbandonato. Questa tragedia è una tragedia annunciata, l'hanno detto in molti, non solo da parte della politica ma anche dai residenti dell'Arcella, perché da anni si discute di recuperare questo stabile che si trova nel degrado più assoluto da più di 10 anni. Qui con me c'è Elio Armano, scultore, artista, attivista civico, perché da tempo Armano lei chiede che vengano, insomma, che si inizi a fare qualcosa, a pensare ad un ampio progetto di riqualifica di questo stabile. Perché lei ha scritto che è stata una tragedia annunciata? È una tragedia annunciata che colpisce 3 giovani vite di tutti quei disgraziati, un'espressione di tutti i perduti in questa società che non ha dei punti di ancoraggio, perché ricordo perfettamente come 16 anni fa qui era stato deciso dal comune e dalla provincia, che è titolare dell'edilizia scolastica superiore, di ospitare il liceo Marchesi, trasportandolo dal viale Codalunga in piazza Mazzini, come lo chiamano padovano, per abbattere l'edificio esistente, ancora esistente, e liberare anche le mura cinquecentesche. C'erano i progetti,
concordati tra comune e provincia, c'erano i finanziamenti, tutto si è vergognosamente, lo sottolineo, fermato. E sono passati tutti questi anni, si è continuato a cianciare e a fare da scaricabarile tra le varie responsabilità. La ciliegia finale su tutta questa vergognosa vicenda, lo sottolineo, è data dall'impasse costituito dalla Regione Veneta che, chiamata a dare il placet per un'operazione che non coinvolge privati o speculazioni varie, ma enti pubblici, non ha finora autorizzato la vendita da parte dei titolari dell'ex Configliacchi al provincia di Padova per fare il nuovo istituto. Questa è la situazione, lo stato dell'arte. Uno stato di stallo, ma vedete lo stabile è molto grande, la parte posteriore, quella che Federico Cibotto sta inquadrando, adesso è di proprietà del comune dalla fine del 2022 e proprio ad aprile dovrebbe partire il progetto di riqualifica, ma la parte più consistente, dove ci sono le stanze del degrado, dell'abbandono, dove sono stati ritrovati i tre corpi, invece è ancora in mano in questa situazione di stallo perché appartiene all'ex istituto Configliacchi e perché venga venduto alla provincia serve il via libera, un timbro della regione, come ci ha appena spiegato Elio Armano, per far sì che essendo un IPAB possa essere passato dalla proprietà dell'attuale ex Configliacchi alla provincia per questo progetto di riqualifica importante che vedrebbe appunto realizzare in questa struttura abbandonata da anni una scuola. Questa è la situazione che però appunto ha generato quello che oggi vi raccontiamo, questa tragedia con tre uomini trovati morti, tre giovani, perché uno non deve essere ancora identificato ma gli altri due hanno 24 e 18 anni, una situazione che ha coinvolto anche i servizi sociali. Io vi saluto e vi lascio le dichiarazioni dell'assessore Margherita Colonnello, che ha parlato appunto anche dell'emergenza freddo e di come si stanno cercando nuovi posti letto negli asili notturni proprio per le previsioni del tempo che danno un abbassamento delle temperature nei prossimi giorni. Da Padova è tutto, la linea allo studio. Invisibili, morti nel degrado più assoluto in uno stabile abbandonato da anni. Le vittime sono persone spesso difficili da intercettare anche per i servizi sociali. Padova è una città molto solidale e negli anni ha consolidato e implementato i propri servizi a favore delle persone senza dimora, ma ecco, in questo caso lasciatemi dire che c'è da chiedersi quanto può fare una città relativamente a delle regole migratorie imposte dai governi che ci sono stati, in particolare da questo governo, che purtroppo non fanno che aumentare la crisi e pongono i comuni, gli enti locali nella difficoltà di dover accogliere sempre più persone e dare risposte a un flusso migratorio che andrebbe gestito in maniera intelligente all'origine. Nei prossimi giorni l'arrivo del freddo preoccupa per la situazione di molti senza dimora che vivono per strada all'addiaccio. I posti letto negli asili notturni del comune sono aumentati rispetto allo scorso anno, ma ancora non bastano. Siamo allo studio per affrontare il mese più freddo, che è quello di gennaio e quello di febbraio naturalmente. Contiamo di aumentare ulteriormente la dotazione. Sono attivi tutti i giorni i nostri servizi con le unità di strada che mappano le persone presenti sul territorio e li indirizzano ai nostri servizi. Appunto c'è un punto unico di accesso presso Casetta Borgomagno dove le persone senza dimora o in stato di fragilità possono rivolgersi per chiedere informazioni e per verificare la possibilità di essere appunto ospitati e accolti. Da anni poi si discute del progetto di recupero dell'ex istituto per ciechi di Viareni. L'assessore alla cultura Andrea Colasio sta seguendo il progetto di riqualifica del Configliacchi per restituirlo alla comunità strappandolo dal degrado. Il comune di Padova, dopo l'acquisto dell'edificio, ha messo in sicurezza gli ambienti di sua competenza, ma non ancora tutti. Stiamo rispettando il cronoprogramma previsto dal progetto Pinqua. Attualmente è in corso l'appalto, il 18 gennaio scadranno i termini per la presentazione delle offerte. L'avvio degli lavori per un importo di 8 milioni di euro è previsto per la prossima primavera, con fine dell'opera nel 2026, ha spiegato Colasio. Ci dice Valentina Visentin, è la tragedia dei 3 morti nordafricani a Padova per esalazioni, è stata l'occasione per molti cittadini di Santa Maria del Sile
di esprimere solidarietà alla parroco di Santa Maria del Sile, contro cui è stata organizzata una petizione per cacciarlo, perché è ritenuto responsabile di avere ospitato in chiesa alcuni migranti. Sentiamo il servizio di Francesca Bozza. Le comunità di Santa Maria del Sile e Sant'Angelo si stringono intorno al loro parroco e lo fanno nel giorno dell'Epifania leggendo nel corso della Messa dei Popoli nelle due parrocchie la lettera inviata lo scorso 31 dicembre al vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. La volontà è quella di esprimere vicinanza e solidarietà a Don Giovanni dopo l'annunciata raccolta firme promossa da alcuni residenti per chiederne l'allontanamento dopo la decisione di accogliere in chiesa alcuni senza tetto. Riteniamo questa iniziativa un attacco destino ad una persona, invece di un confronto con la comunità. La lettera firmata dal Consiglio Pastorale, da Caritas, dai volontari dei dormitori e da altri membri delle comunità ripercorre le tappe di questa accoglienza condivisa con diocesi e comune. Una decisione nata dopo la notizia della morte nella notte tra il 1° e 2 dicembre del 30enne indiano che aveva trovato riparo nel parcheggio dell'Appiani. Una tragedia che, si legge nella lettera, ha scosso le coscienze e i cuori della comunità che si è interrogata su cosa fare per vincere l'indifferenza. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile. Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Abbiamo deciso di ospitare nello spazio al lato del presbiterio della chiesa di Santa Maria del Sile le persone che da tempo dormono fuori dall'asilo notturno e via Casulle. Ci siamo quindi impegnati a predisporre lo spazio in modo adeguato e dignitoso. La scelta della nostra comunità nasce dalla mancanza di una risposta adeguata e continuativa alla realtà delle persone senza fissa dimora e da anni ci interferisce. La missiva ricorda la lunga storia di vicinanza che la comunità ha sempre dimostrato verso chi vive ai margini sin dal 1990 attraverso diverse iniziative e che si è ulteriormente consolidata con l'arrivo di Don Giovanni. Ci stupisce e ci amareggia l'attacco a Don Giovanni perché non considera che siamo una comunità abituata a confrontarsi serenamente su queste decisioni, in dialogo con le istituzioni per cercare una risposta adatta. Alla fine un invito al vescovo Tomasi. La invitiamo nella nostra comunità chiedendole di condividere la nostra storia e di aiutarci a percorrerla. Noi, Consiglio Pastorale e Gruppo Caritas, volontari del dormitorio, continueremo a sostenere sempre Don Giovanni. Don Giovanni sorride, nessun commento sulla lettera, ma solo un grazie a tutti rivolto ai fedeli, poi un chiarimento sul numero effettivo di persone attualmente ospitate in chiesa. Ad assistere alla messa anche Clemens, 49 anni, dalla Nigeria, dove ha lasciato la compagna e 2 figli, in Italia da 9 anni, senza documenti e quindi senza la possibilità di avere un contratto di lavoro. Sogna di ottenere il permesso di soggiorno per aiutare gli altri, come ha fatto Don Giovanni con lui. Com'era la tua vita prima di entrare in questa chiesa? Dove dormivi? Dormivo in un campo perché non avevo i documenti. Poi è stato un via vai tra Caritas e via Pasubio. Era molto complicato, una sfida. Prima che incontrassi Giovanni, parroco, gli ho raccontato tutto e alla fine ho ricevuto assistenza e accoglienza. E sono in aumento i migranti che vengono ritrovati in zone completamente degradate, aumenta anche l'indigenza delle famiglie, ci sono più di 5 milioni di poveri nel nostro paese e a Venezia la Fondazione Pellicani ha messo sotto accusa la monocultura turistica, colpevole, secondo uno studio, di avere causato dei redditi bassi rispetto alla media del nord-est, lavori precari con disagi per le persone che non trovano occupazione. Vediamo il servizio di Filippo Fois. Secondo i dati di Assolombarda, le 4 professioni più richieste a Milano sono specialisti di marketing e ingegneri, tecnici amministrativi e contabili, dirigenti e manager, impiegati esecutivi. Secondo Veneto Lavoro, le professioni più richieste tra Venezia e Mestre sono cameriere di ristorante, facchino, commesso e cameriere d'albergo. Nei grandi numeri, il turismo offre questi lavori e Venezia è la città col reddito medio più basso dell'intero nord-est.
Gli studi della Fondazione Pellicani su dati ufficiali certificano la realtà di un comune che ha la popolazione più povera tra tutti i capoluoghi di provincia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Una città con una base economica così attrae lavori dequalificati e soprattutto precari, spesso stagionali. Abbiamo visto che il reddito è fermo negli ultimi 10 anni, ma anche che i lavori sono spesso quelli appunto legati agli alberghi, alla ristorazione, legati alla stagionalità e soprattutto alla precarietà, e soprattutto sono lavori a basso valore aggiunto. 3 novembre 2020, centinaia di persone si ritrovano col passaparola per manifestare a Rialto e cingere d'assedio la sede del Comune di Venezia. In pochi mesi il coronavirus ha fatto crollare come un castello di carta l'economia turistica, rivelando categorie di lavoratori precari, senza tutela, abbandonati a se stessi praticamente senza reddito. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 40% dei contribuenti, cioè dipendenti, pensionati e autonomi, dichiara un imponibile IRPEF sotto i 15.000 euro. Anche a Mestre ovviamente si stanno sviluppando quelle attività sempre prevalentemente povere legate al turismo, ma soprattutto sta diventando il dormitorio di chi lavora, di chi poi viene a lavorare a Venezia in tutte le varie attività turistiche. È probabilmente l'assenza di sbocchi lavorativi ad aver determinato negli ultimi 7 anni l'impressionante esodo di 34.000 residenti da Mestre, Marghera, Favaro e Zelarino, uno spopolamento maggiore di Venezia, ma quasi totalmente mitigato da una forte immigrazione quasi sempre extraeuropea, la nuova forza lavoro dell'economia turistica. Chi non è d'accordo cerca altrove. Penso ad esempio ai giovani che finiscono gli studi o ai giovani, tutti i giovani in età lavorativa che fuggono da Venezia, perché a Venezia non è appetibile, non è attrattiva per il lavoro. Offre lavori prevalentemente dequalificati, che ci vogliono anche quelli ovviamente, ma non possono essere gli unici. Nicola Pellicani al microfono di Filippo Fois. Vediamo alcuni titoli del Gazzettino. Basta un giorno di pioggia, la nuova strada da 40 milioni deve chiudere, caos sulla bretella sud. Saldi, i commercianti in rivolta, la gente entra, fotografa e poi compra online, così il centro muore. Addio a Marco Cadorin, manager internazionale della occhialeria. Il maltempo, abbondanti nevicate sull'altopiano ma anche su tutte le Dolomiti nel weekend. Casale del Sile è stato il comune più interessato dalla piena di questo fiume, ruspa, teli e sabbia per proteggere alcune abitazioni dello storico porticciolo. Con il sindaco Golisciani ci siamo messi gli stivali e siamo andati ad incontrare chi si è trovato l'acqua sulla soglia di casa. Siamo andati, è andato Lucio Zanato, sentiamo. Mai visto in 2 giorni salire l'acqua del fiume così. E sì, io il fiume lo navigo da tanto tempo. Da quanti anni? Da 63 anni. Un fenomeno che ha sorpreso tutti, quello della piena del Sile delle ultime ore, e che ha messo in difficoltà diverse località lungo le sue sponde. Il punto più difficile è qui, sullo storico porticciolo di Casale, dove ieri sera ruspa, teli e soprattutto tanta sabbia hanno protetto questa casa. Ma è tuttavia San Nicolò ad essersela vista brutta quando lo storico idrometro del Passo Barca è arrivato a livello di guardia. Nel 2013 è andata a 2,40. Ma ascolta, ma in media quant'è? Cioè quando è normale? Ah, quando non è in piena è normale, sai che va su 1,10, 1,20. Ah, 1,10, 1,20, 1,10, 1,20. Quindi tanto che è andata su. Incontriamo il volto storico della navigazione sul Sile con il sindaco Stefania Golisciani, che da ieri si muove con gli stivali per seguire l'evolversi della situazione, ma soprattutto i suoi cittadini. È già la prima volta che capita o no? A me? Ma scherzi, da quando che sono nata che abito qua. È acqua che deve sempre venire su. Sempre? Cioè così come stavolta? Già da diversi anni, ma se no. Un'anomalia che ha spiazzato tutte le comunità del Basso Sile, ad iniziare da Silea. Nessuno si aspettava infatti che il fiume arrivasse in 48 ore a coprire completamente le pensiline del Passo Barca di Cendon. Del resto qui si guarda invece subito il fiume in centro al paese, che da sempre fa da spia per l'allerta acqua. Non vi aspettavate una cosa di questo genere?
No, assolutamente, perché di solito nelle emergenze, appunto per le precipitazioni, le emergenze idrauliche, teniamo d'occhio il Melma, che è il nostro affluente del Sile, che passa per il centro del paese, per via Roma, e solitamente appunto raggiunge livelli di guardia con le ultime precipitazioni. Invece stavolta appunto ha defluito normalmente, invece chi ci ha creato problemi è stato il Sile, in special modo nel porticciolo di Cendon. Ecco, è un'anomalia, secondo lei, determinata cosa? La novità è stata questa, non tanto il fatto delle precipitazioni, perché avremo l'influsso sull'affluente del Sile, ovvero il Melma, ma sulle maree che probabilmente influenzano proprio quello che è il decorso del fiume Sile verso il mare, e anche l'influenza sicuramente del vento, dello scirocco. Oggi in regia Francesco Ceron e Renato Capoia, assistiti da Nadia Brazzo. Andiamo avanti con il maltempo. Il Sile in piena non è stata l'unica conseguenza di questa ondata di pioggia. 8-9 centimetri di acqua caduti in 48 ore hanno imposto l'utilizzo di idrovore nell'area a ridosso del Monticano, ma soprattutto l'apertura dei bacini di laminazione per proteggere paesi e città come Castelfranco, e meno male che ci sono queste casse di laminazione, se no torneremmo alle alluvioni modello 2010-2012. Vediamo. Se non ci fosse la possibilità di svasare in questa cassa, evidentemente Castelfranco in particolare, come diceva prima Piazza Giorgione, sarebbe sicuramente allagata. Ancora una volta la soluzione dei bacini di laminazione ha evitato danni alle comunità. In questo caso l'invaso di Riese, che da ieri ha raccolto migliaia di metri cubi deviati dalla venale. Ma non è l'unico bacino in opera. Sono diverse le zone in tutta la Marca che beneficiano di queste grandi vasche. Ma per garantire maggior sicurezza bisogna far crescere il numero di possibili invasi in più punti del sistema idrico della Marca, soprattutto dopo l'esperienza di queste ultime 48 ore. 2 giorni, 9 centimetri d'acqua, siamo andati già in difficoltà. Non è un problema. Beh, diciamo che siamo nella stagione invernale. La campagna è spoglia, e il terreno è bagnato, perciò tutta l'acqua che cade finisce immediatamente nei corsi d'acqua, e questo evidentemente ci mette in difficoltà, perché 80 mm in 2 giorni sono una pioggia consistente. Noi allora riusciamo a tenere 80 mm, 8 cm, se dovessimo andare un po' più in su, che cosa dobbiamo pensare? Che bisogna fare altri bacini? Beh, sicuramente avendo altri volumi da invasare è una cosa importante e significativa, e ci consentirebbe di essere un po' più tranquilli. Torniamo sull'altopiano, perché la cagnolina Luna è stata sbranata a 30 metri da casa, e sono stati i lupi. La padrona di Luna affida ai social un duro sfogo. Sbranata, fatta letteralmente a pezzi e divorata dai lupi a pochi metri da casa, a pochi metri dalle case dell'altopiano, dei 7 comuni, che si ritrova ancora una volta a dover fare i conti con i branchi di selvatici che stanno cercando cibo nei fondovalle a causa dell'inverno. A pagare lo scotto di una situazione sulla quale nessuno interviene, nonostante le tante richieste da parte del territorio, è il cane di una famiglia di Asiago che è stato predato dai lupi nelle scorse ore. Di Luna, questo è il nome della cagnolina uccisa e mangiata nella zona del Pennar, non è rimasto molto. E la sua padrona si è sfogata con un post sui social nel quale definisce Luna come un'amica, una confidente, una compagna di passeggiate con cui crescere. E la donna chiede ai suoi amici come potrà spiegare alla sua bambina che Luna è stata fatta a pezzi e divorata a 30 metri da casa. Un lungo sfogo che è stato condiviso e rimbalzato in tutti i gruppi che trattano di faccende altopianesi, e non solo. Una sberla digitale ovviamente in faccia a chi, dice la proprietaria di Luna, ha voluto la reintroduzione del lupo perché la piccola e dolce cagnolina è stata divorata da quegli animali. Ogni anno, da qualche tempo ormai, cani e gatti vengono sbranati dai predatori nell'area dei 7 comuni, ma le grida d'allarme di allevatori, abitanti e amministratori sono finora rimaste inascoltate. Servizio di Ferdinando Garavello. Vediamo la tribuna di Treviso, una notizia arrivata poco fa: colpo grosso in una villa di San Pelaio a Treviso, rubati gioielli per decine di migliaia di euro. Il furto è stato messo a segno da professionisti della casa dell'imprenditore Cenedese e dell'avvocato Pentimalli. Sta indagando la polizia, ed è un furto dopo l'altro, non soltanto nella Marca trevigiana, ma in direi tutte le province
del Veneto. L'impianto biogas di Vescovana, e qui siamo di nuovo nel Padovano, la Regione fa slittare di un mese il termine per la presentazione dei rilievi. Il comitato, lasciateci respirare, è già al lavoro con il Comune. Sentiamo Chiara Gaiani. Una boccata d'aria per il comitato che sabato mattina è sceso lungo via Bassa Vescovana per bloccare la realizzazione del nuovo impianto a biogas in un vecchio essiccatoio. 350 cittadini presenti, al loro fianco i sindaci della zona e gli agricoltori con i loro trattori. A tendere la mano arriva la Regione, che ha spostato di un mese il termine inizialmente fissato per lo scorso 30 dicembre per la presentazione dei rilievi al progetto. Il 30 era il termine conclusivo entro il quale si sarebbero potuti presentare i rilievi al progetto. La parte tecnica regionale appunto ha allungato questo termine, portandolo a adesso intorno al 20 di gennaio, quindi abbiamo altri 20 giorni, un mese, non per la decisione ma per poter presentare ulteriori note, ulteriori rilievi proprio nei confronti di questo progetto. A presentare i rilievi dovrà essere il Comune di Vescovana, che siede al tavolo della conferenza dei servizi. Il comitato Lasciateci respirare è al suo fianco. Come comitato purtroppo non è che possiamo fare molto se non aiutare l'amministrazione comunale nello sviscerare eventualmente questi aspetti legati al progetto, ad esempio la gestione delle acque e tutta un'altra serie di cose. Questo è sicuramente quello che potremo fare. Dopodiché eventualmente come comitato possiamo solo ricorrere al TAR assieme al Comune. Il comitato continuerà nella sua opera di informazione con incontri nei vari comuni della zona. Ci sono novità sul caso del centro di raccolta rifiuti di Pederobba che Contarina ha intenzione di chiudere. Siamo nel Trevigiano, dopo la protesta dei cittadini, ora è il sindaco Turato a prendere posizione. Io devo difendere quelli che sono i servizi dei miei cittadini. Si schiera con i cittadini il sindaco Turato, pronto a difendere sino all'ultimo il centro di raccolta rifiuti di Pederobba. Voi siete stati diverse volte in Contarina, qual è stata la risposta? La risposta è univoca, è sempre quella. Signor sindaco, dobbiamo avere solo un CERD per comune. Per questo è pronto a scendere nuovamente a Lovadina per incontrare la direzione di Contarina, portandosi però questa volta tutta la cittadinanza al seguito. La disputa riguarda la scelta dell'azienda di raccolta e trattamento rifiuti della Destra Piave di riorganizzare i centri di raccolta, tenendone aperto uno solo per comune. Così si è deciso di chiudere Pederobba per potenziare quello di Covolo Levada, mettendo però in difficoltà parte della comunità, costretta ad attraversare la Feltrina con macchine e carrelli carichi di ingombranti oramaglie. Da qui la richiesta a Contarina di rivedere la decisione. E speriamo di raggiungere l'obiettivo, cioè mantenere questo servizio all'interno della frazione di Pederobba. Servizio di Lucio Zanato, 2 minuti di pubblicità e torniamo di nuovo da voi. Diretta con Focus TG, vediamo alcuni titoli del giornale di Vicenza Online. Lamborghini in divieto di sosta vicino alla Basilica Palladiana e poi anche le offese ai vigili. Eccola qua, la Lamborghini parcheggiata proprio vicino alla Basilica. Un'altra ragazza rapinata mi ha puntato un coltello alla gola. Gli studenti pusher incastrati, uno tenta la fuga, 2 minorenni denunciati, notizia che abbiamo dato poco fa. L'emergenza dei furti a Montecchio Maggiore, il sindaco accelera, via ai controlli di vicinato. E poi il personaggio Enrico Polato scopre i nuovi talenti cinesi dell'arte e da Shanghai punto a Venezia. E a proposito di sicurezza a Vicenza è sempre in attività la questura con i suoi uomini. Pensate che c'è stato un controllo straordinario del territorio nel 2023 ogni 2 giorni. Sentiamo Daniele Garbin.
2.345 servizi di ordine e sicurezza in un anno, 140 invece le operazioni di controllo straordinario effettuate sempre sull'intero territorio provinciale. La Questura di Vicenza snocciola i dati della sua attività annuale, prevalentemente coordinata da Paolo Sartori, l'ex questore, che ha lasciato il posto il 20 novembre a Dario Sallustio. Il nuovo questore conferma la linea operativa del suo predecessore. Di ben 140 operazioni ad alto impatto di controllo straordinario del territorio che hanno cercato di ascoltare le esigenze della collettività, le esigenze della gente che ci voleva presenti sul territorio, che ci voleva alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni più odiosi per questa città e per questa provincia, e quindi penso allo spaccio di sostanze stupefacenti, penso ai reati predatori. Impegnativo anche lo sforzo sul fronte delle misure di prevenzione della divisione anticrimine. Sul fronte della violenza e maltrattamenti in famiglia, 179 gli ammonimenti complessivi, di cui 49 per stalking e 110 per il cosiddetto codice rosso. La misura di prevenzione del questore su questo tema, io lo sottolineo sempre, è una misura fondamentale perché è anticipatoria di un qualcosa di più grave. Sul fronte criminalità e contrasto all'immigrazione clandestina, 132 sono state complessivamente le espulsioni effettuate nel 2023. L'importanza di queste operazioni, al di là delle misure di polizia giudiziaria, che in alcuni casi ci sono state, penso ad arresti, a denunce, e al di là anche delle misure di prevenzione che in molti casi vengono adottati. Penso agli avvisi orali, ai fogli di via obbligatori, ai provvedimenti in materia di immigrazione clandestina sul territorio, sono fondamentali perché ci danno il polso di una determinata area. Essere presenti in una determinata zona della città e della provincia, rilevare determinate presenze, rilevare certe dinamiche che in alcuni casi possono anche essere dinamiche criminali, è fondamentale. Questore di Vicenza Dario Sallustio, che parla di vicinanza verso della questura con i cittadini. Noi siamo andati a sentirli. Troppi stranieri, troppi. Bisogna che il questore sia molto severo, perché i stranieri fa quello che vogliono. Al quartiere dello stadio la percezione di scarsa sicurezza di cittadini e commercianti persiste, soprattutto nelle ore serali del primo mattino. Dopo l'aggressione e la rapina della cartoleria, poco o nulla è cambiato. I cittadini qui, come in centro, sono costretti a navigare a vista. Soprattutto quelli con il cappuccio sollevato, che mi fanno pensare in maniera un po' pesante. Lei che cosa le descriviamo ancora? La situazione, lei apre presto la mattina? Io apro alle 3 di mattina e alle 3 di mattina giro con i personaggi lì, tant'è vero che tengo chiuso. Specialmente io che la mattina vengo presto alle 5, 5 e mezza, quando sono da solo preferisco chiudermi. Ecco, hanno preso i responsabili della rapina. Ecco. Però la paura resta? Ci vorrebbero più pattuglie, però bisogna vedere se ci sono. Però una volta c'era anche un certo codice di comportamento anche da parte magari di certi personaggi, quando vedevano una divisa scappavano. Oggi un po' è cambiato, insomma, bisogna stare veramente attenti, perché c'è anche un po', si ha paura dell'aggressione, si ha paura della reazione. Presidi fissi un po' dappertutto. Questo serve. Abbiamo visto che nell'amministrazione precedente c'era questa sorveglianza, carabinieri, poliziotti, finanza che passeggiavano, davano quel senso un po' più di sicurezza. Parcheggio interrato di Piazza Vittoria a Treviso. L'idea del referendum è solo demagogia per l'ex consigliere comunale Sbarra, che chiede più chiarezza all'amministrazione comunale su un'opera di quella portata. Poi mi pongo una domanda: per quale motivo questa amministrazione si è incaponita con quel parcheggio? Perché si possono trovare alternative più economiche e meno invadenti per la città. La domanda dell'ex consigliere Giampaolo Sbarra, esponente storico della sinistra trevigiana, è indirizzata dritta all'amministrazione di Mario Conte. È quello il nodo da chiarire, dice, rispetto al progetto del parco interrato di Piazza Vittoria. Quanto all'ipotesi referendum, la rispedisce subito al mittente. Io penso che il referendum in realtà non si possa fare per vari motivi. Primo, perché non c'è un regolamento, quindi non si può neanche chiedere
con petizione popolare, un referendum, perché non c'è il regolamento. Non l'hanno fatto Gentilini, non l'ha fatto il tempo di Gobbo, non l'ha fatto il tempo di Manildo, non l'ha fatto Conte. Quindi chiedere un referendum è pura demagogia. Del resto il sindaco non lo farà di sua iniziativa, perché dice: mi hanno eletto con questo programma dove c'era il parcheggio. L'opposizione non è in grado, perché la si vede molto debole, di realizzare un referendum autonomo, e quindi bisogna scegliere altre strade. Sbarra non fa dunque sconti a nessuno, maggioranza e minoranze, occorre tornare, dice, sui giusti binari. La prima strada fondamentale è l'informazione, quella vera, quella seria, quella trasparente, che oggi non c'è e non l'ha fatta nessuno. Chiaro che ci saranno tutte le carte in regola, io immagino, non so perché io le cose non le ho seguite dall'interno. Credo che qualcuno dovrebbe però portare anche all'esterno le informazioni. Il problema delle penali, il problema del contratto, del rapporto con l'azienda, con chi gestirà, ci sono tante cose che noi dobbiamo chiarire. Chiarezza la possono fare tanto l'amministrazione che i consiglieri di opposizione, dice. Perché quello è il mestiere anche dei consiglieri comunali, portare al di fuori delle istituzioni le informazioni, perché è vero che i cittadini votano, però hanno anche il diritto di essere informati passo passo e quindi anche di seguire questi lavori se e quando cominceranno. Però la domanda resta iniziale: perché ci si è incaponiti con questo parcheggio? Il restauro della statua del Gattamelata a Padova sarà ancora lungo e costoso. In campo ci sono tutte le migliori tecnologie, compresi i raggi gamma per le zampe del cavallo, che sono particolarmente rovinate. Ci racconta tutto Federico Fusetti. Il processo di salvaguardia della statua equestre di Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, realizzata nel 1453, uno dei più celebri capolavori rinascimentali europei, sarà ancora lungo e complicato e richiederà ulteriori importanti finanziamenti, ma intanto sono state messe in campo tutte le migliori e più moderne tecniche, diagnostiche e conoscitive per proteggerla. Il progetto di studio e analisi vede la collaborazione della Delegazione Pontificia, della Soprintendenza, del Centro per i Beni Culturali dell'Università di Padova e i finanziamenti del Ministero della Cultura. La complessità, ben 36 elementi di bronzo e la mancanza di qualunque manutenzione rendono infatti molto problematico il restauro e la conservazione dell'opera. Solo dopo le indagini in corso si capirà come e se spostare il cavallo e il cavaliere, che potrebbero anche prendere due strade diverse e finire in laboratori separati per il restauro, per tornare poi sul sagrato del santo per altri secoli a beneficio dei pellegrini. Un esempio: per scansionare con i raggi gamma le zampe del cavallo, particolarmente rovinate, è stato necessario chiudere al traffico e ai pedoni Piazza del Santo per una notte intera. Sono andati, pare stiano andando bene i saldi in tutte le città del Veneto, ma intanto si chiude il 2023 con un più 0,8%, lo spiega Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio di Treviso. Si tratta comunque di una crescita per ora debole e ci si aspetta un miglioramento nel secondo semestre del 2024. Sentiamo Daniela Sizzia. Con ogni probabilità il secondo semestre del 24 sarà un semestre di deciso miglioramento, proprio in vista anche dei mega eventi che attenderanno dalle Olimpiadi, che avranno una ricaduta sicuramente importante nel nostro territorio, allo sviluppo di attività di medio termine, quindi anche guardando un pochettino oltre al 24, cercando di intercettare le nuove tendenze, il turismo che cambia, le esigenze di un mercato che è in continua evoluzione e con esso un importante cambiamento anche del cliente consumatore finale. Insomma, bisognerà attendere il secondo semestre per poter vedere un netto miglioramento. Per ora tutti i settori, dall'alberghiero alla ristorazione, dall'agenzia di viaggio all'immobiliare, saranno monitorati costantemente. Ma dato positivo, ci spiega Dania Sartorato, rispetto all'impennata degli anni del Covid, sono diminuiti gli acquisti nelle piattaforme
online. I cittadini sono tornati nei negozi con acquisti ponderati. Abbiamo più del 60% degli acquisti si effettuano ad oggi direttamente nei negozi, in negozio fisico, nel negozio molto spesso di prossimità, quindi negozi sotto casa o comunque dei negozi anche delle città vicine per curiosare, per visitare le città d'arte che caratterizzano la nostra bellissima provincia e il Veneto in generale. Intanto è iniziata la corsa ai saldi, i primissimi dati sono positivi, i cittadini in questi giorni hanno colto l'occasione per acquistare soprattutto abbigliamento e scarpe. Sono attese buone le vendite in crescita, secondo la stima di Confcommercio nazionale, grazie al taglio delle tasse e del cuneo fiscale per la manovra di bilancio che è ai primi step proprio in questi giorni, è previsto che si liberino risorse per 6 miliardi di euro che andrebbero in maggiori consumi, quindi una ripresa dei consumi. Territorialmente, a livello di Federmoda, invece i colleghi stimano proprio una crescita possibile delle vendite del 10%. Un segnale incoraggiante che si spera possa continuare con il Carnevale e con San Valentino, momento quest'ultimo che negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento nelle vendite. Torniamo alla cronaca nera, incidenti stradali, molti dei quali mortali, ma anche gravi fatti di sangue, un aumento di furti. Il 2023 è stato un anno molto difficile su più fronti. Il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Marco Turrini, dice: abbiamo potenziato i controlli su strada grazie anche all'arrivo di nuovi giovani militari. Vediamo. Le parole d'ordine sono repressione e prevenzione. Così i Carabinieri di Treviso si apprestano ad affrontare il nuovo anno in una Marca dove si è registrato un aumento degli atti predatori, ma anche alcuni gravi fatti di sangue. L'ultimo, quello del femminicidio di Vanessa Ballan. L'intervento immediato dei militari ha portato all'arresto del 41enne kosovaro accusato di aver ucciso la giovane mamma. L'arrivo nella nostra provincia di giovani nuovi carabinieri ha consentito anche di potenziare maggiormente i controlli sulle strade della nostra provincia. 140.000 controlli del territorio, quindi tra persone e mezzi controllati, sono una cifra importante. È una cifra che contiene un database per noi di informazioni molto importante, perché ci consente proprio di avere un monitoraggio sul territorio, non solo in tempo reale, ma poi questo è una base per la nostra analisi e per poter cercare appunto di comprendere come si muovono questi malfattori. Rimane fondamentale la collaborazione dei cittadini. Assolutamente, anche nei mesi scorsi sono state svariate proprio le attività operate dalle nostre stazioni presenti sul territorio, ma anche dai nostri radiomobili, no? Le nostre gazzelle, le autoradio che intervengono, diciamo, il nostro pronto intervento. La collaborazione dei cittadini è stata fondamentale, ci ha consentito molto spesso appunto di operare degli arresti in flagranza, ma anche di ricavare delle segnalazioni che poi messe incrociate ci hanno consentito poi di risalire agli autori di numerosi reati. Non è un compito facile, i furti in abitazione sono sicuramente una nostra priorità ed è una priorità a livello nazionale per l'Arma dei Carabinieri e per tutte le forze di polizia, ma noi sentiamo ovviamente questo impegno, questo dovere nei confronti ovviamente delle comunità trevigiane, di chi si sente violato in quella che è la sua sfera più intima. L'Arma, non solo a Treviso ma a livello nazionale, guarda sempre più alla tecnologia. Lo sforzo nell'Arma, non solo a Treviso ma in ambito nazionale, è anche uno sforzo proprio tecnologico volto e finalizzato proprio a implementare anche nuove tecnologie, nuove modalità che possano dare un aiuto ovviamente nelle attività di indagini. Andiamo dal Mattino di Padova, un pranzo solidale in memoria di Lucia Sambattaro di Campo San Piero, morta di cancro. Lo ha organizzato la mamma Ionella a Dolo il giorno dell'Epifania. Lo racconta in questo servizio Leandro Barsotti. Sentiamo. La mia vita è cambiata. Lucia Sambattaro è rimasta aggrappata alla vita con le unghie e con i denti fino a quando il cancro, che se la divorava un po' alla volta, non se l'è portata via per sempre. Vado avanti, lotto lo stesso, anche se è difficile. Era il 2021. Aveva 39 anni e 3 figli.
La mamma di Lucia, Ionella, ha trasformato il dolore in bene con un pranzo dell'Epifania gratuito per le persone bisognose a Dolo, in Riviera del Brenta. Diciamo che abbiamo fatto un pranzo di beneficenza presso il ristorante L'Istinto e abbiamo invitato tutte persone disabili e persone povere per fare passare anche un'Epifania un po' più spensierata, ecco. Abbiamo offerto ovviamente il pranzo per tutti, erano circa una cinquantina di persone. I bambini gioire, quel sorriso bellissimo di queste persone che magari non possono permettersi determinate cose, diciamo che è stato un balsamo per il mio cuore. Tutto questo io l'ho fatto anche in memoria di mia figlia Lucia, purtroppo 2 anni fa mia figlia ci ha lasciati e quindi sicuramente è un'esperienza che ripeterò. Grazie Ionella, ciao Lucia, buongiorno Mattino. A me l'unica cosa che dispiace per le persone che ho vicino che soffrono più di me perché io magari sono più forte, cerco di farmi vedere anche se sono a terra col sorriso. Io sono molto positiva anche se la paura c'è sempre, ma io sono ancora qua. La paura c'è sempre, ma era una ragazza coraggiosa. Premiare chi ha il volante da almeno 20 anni e non ha mai fatto infrazioni o avuto incidenti. Ad istituire questo premio l'Automobile Club di Treviso, che ha insignito una decina di automobilisti del titolo di pioniere della guida. Sentiamo Lucio Zanatto. Un premio per chi, nonostante gli anni, al volante si è sempre comportato bene. Sono i pionieri della guida, un attestato che l'Automobile Club di Treviso ha voluto consegnare a chi da oltre 20 anni non ha commesso infrazioni al codice della strada. Una premiazione all'interno della seconda edizione di Mobilità Consapevole, un momento di confronto sulla sicurezza stradale, ma anche la consapevolezza stradale fatta non solo di formazione per i neopatentati e aggiornamento per chi sta al volante da decenni, ma soprattutto la coscienza verso gli altri conducenti, siano essi automobilisti, motociclisti o anche semplici ciclisti o pedoni. Iniziativa che ha ad oggetto una tavola rotonda sulla mobilità consapevole, quindi la consapevolezza quando ci si mette alla guida. Abbiamo avuto la partecipazione di tutti i componenti della Commissione Mobilità, tutti hanno contribuito a dare delle pillole di saggezza e consapevolezza, oserei dire, per quanto riguarda la condotta nella circolazione stradale. Al tavolo dei relatori la provincia e il comune di Treviso, la polizia stradale, i carabinieri, la polizia locale, fino ad arrivare all'ufficio scolastico provinciale con i ragazzi della consulta degli studenti. Ennesima occasione per ribadire anche con un premio che si deve sempre essere corretti sulla strada. E anche l'occasione non solo di poter parlare di sicurezza e di guida consapevole, ma anche per premiare gli automobilisti che si sono comportati in maniera corretta in questi anni, e quindi chi deve, diciamo, da testimone a queste situazioni legate alla sicurezza stradale. Abbassa definitivamente le serrande lo storico casoin di Monastier. Dino Bastianon lascia l'attività dopo oltre 50 anni. Lascio con un nodo alla gola, ha detto, e la sindaca commenta: perdiamo una colonna portante della nostra comunità. Sentiamo Edi Kaliman. Caro Dino, te sarà famoso per il futuro, per il tuo servizio, per i Guinness e anche per le foto su il muro. E per una roba grande e anche bella, a to gustosa mortadea. Grazie Dino. Una lettera anonima recapitata in comune a Monastier per ringraziare Dino Bastianon, storico casoin del paese. 80 anni compiuti lo scorso luglio, ha deciso di chiudere definitivamente l'attività dopo ben 115 anni di storia alle spalle. Da sempre dietro al bancone con la moglie Agnese. Sono sempre stato io il banco, perché ho cominciato a 15 anni, mio papà ha detto: non vuoi studiare? Va bene, ti mando io un posto. Mi ha mandato a San Giuseppe in bicicletta da un amico di mio papà che aveva il negozio alimentari a imparare, perché a casa ti impari ma non tutto. Facevo 25 e 50 chilometri di strada.
Appassionato di moto, campione italiano di gincane, Dino Bastianone è colonna portante della comunità di Monastier. Si deve a lui infatti l'istituzione della Proloco paesana e tante attività dedicate agli altri, primo fra tutti il servizio dietro al suo bancone per l'immancabile mortadella tanto amata dai clienti. Una decisione sofferta, quella di abbassare le serrande. Ho avuto un problema, mangiando troppo e bene si sono stroppate le vene del cuore. Che cosa prova a chiudere le serrande di questo locale? Non so, una cosa qui, un gruppo, parlando in diretto. L'attività, benché chiusa, continua ad avere via vai di amici che vengono a salutare Dino per gli ultimi giorni dietro il bancone e in mezzo agli scaffali ormai vuoti. Un po' di tristezza perché sono abituata che da quando sono piccola che c'è il negozio aperto, che dormivo anche negli scaffali con la carrozzina, che la nonna mi portava con la carrozzina, poi correvo in bicicletta, li aiutavo a fare la spesa. Un dispiacere collettivo, la chiusura di un locale che ha tanta storia ancora da raccontare, tra vecchie carte, lire e foto di incontri e di chi, passato di lì a fare la spesa, ora non c'è più. È segno dei tempi perché appunto prima i centri commerciali e poi l'e-commerce producono anche queste perdite. Non perdiamo Dino, lo avremo comunque perché lui fa parte della nostra comunità, però questo appunto era una porta sempre aperta. È l'inesorabile destino di tante botteghe che non reggono, come diceva la sindaca, la concorrenza dei centri commerciali e degli acquisti online. Vediamo un'altra storia che ha fatto il Giro d'Italia dopo il nostro racconto nell'agosto scorso. Oggi Gianni Donadel, per tutti il nonno robot, ha aggiornato alcuni dei suoi microchip che tiene sotto pelle. Sentiamo Christian Arboit. Questa è una piccola cassaforte che usiamo in ufficio per mettere dentro degli apparati particolari, e anche in questo caso io potrei aprirla con un badge normale oppure semplicemente, una volta armata, avvicino la mano che appunto contiene uno di questi due microchip qui. Questo qui sarebbe l'alternativa. Questa tessera qui ha dentro lo stesso codice di questa, per cui avvicinando la mano si apre, e anche qua senza portarmi appresso niente. Continua ad aggiornare le sue applicazioni Gianni Donadel, da tutti ormai conosciuto come il cybernonno o il nonno robot. La sua storia, che vi abbiamo raccontato nell'agosto scorso, ha fatto il Giro d'Italia. Gianni è stato tra i primi, forse il primo nel paese, a farsi installare sotto pelle dei microchip con cui per esempio paga anche alla cassa. Recente l'upgrade della carta di credito. Un mese e mezzo fa ho dovuto sostituirlo. Normalmente non è una cosa che succeda, ma siccome questa ha a tutti gli effetti una sperimentazione, la prima versione aveva un problema di saldature fra il chip e l'antenna e cominciava a avere difficoltà di lettura. Questa è la carta di credito. Questa è la carta di credito, qui serve un intervento di un medico, e tra l'altro l'estrazione è stata veramente pesante perché ci ha impiegato 45 minuti, perché il materiale è talmente biocompatibile che il corpo lo ha proprio assorbito completamente, quindi 45 minuti per estrarlo e 20 secondi per inserire il nuovo. È stato doloroso. Diciamo c'era l'anestesia in questo caso. Prossimo aggiornamento nel 2029, ma per Gianni la sua passione per la tecnologia ha anche altre finalità. Verrà messo sotto pelle e ai fini medici, ovvero sia lo scopo principale è di rilevare il livello di glucosio, quindi tenere sotto controllo la glicemia. È un laser che emette una luce, esatto, quello lì, emette una luce e rileva i livelli di glucosio, ma anche battito cardiaco, temperatura corporea e livello di ossigenazione del sangue. Gianni Donadel, ospite di Christian Arboit su Antenna 3, e questa mattina a Sveglia Veneti con Mirella Tuzzato. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo. Proprio nel giorno dell'Epifania un'ondata di letame davanti al centro Provita, e sta indagando la Digos a Padova.
Vecchie streghe ingioiellate, buone solo per il brodo. Se figli presto non generate, finirete come loro. Con un video sui social il collettivo Squirt ha rivendicato l'imbrattamento contro la sede del Centro di Aiuto per la Vita di via Tre Garofani a Padova. Un gesto simbolico contro l'associazione antiabortista da parte del collettivo femminista che accusa il Movimento per la Vita di intimidire e colpevolizzare le donne che vogliono abortire. Ad intervenire anche la politica. Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, in una nota ha definito l'atto un insulto e un'intimidazione. Ancora una volta si dimostra la distanza tra chi silenziosamente e senza alcuna arroganza si batte per quel bene fondamentale che è il diritto alla vita dei bambini e chi invece odia. Il Centro di Aiuto alla Vita di Padova esce rafforzato da questo gesto infame, conclude Adinolfi, perché dall'idiozia ideologica non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Sul fatto indaga la Digos. E chiudiamo con Alex Giuliano che ci racconta di una calza della Befana da record. Una Befana da record e stavolta i numeri, per dirlo ad alta voce, ci sono. L'anno scorso l'impresa è stata solo sfiorata con gli 80 metri di calza della Befana preparati dalla rossanese Alessia Peron in quasi 2 mesi di lavoro quotidiano, per poi essere lanciata dal campanile di Bessica di Loria piena di dolcetti e caramelle. Quest'anno Alessia Peron si è superata, arrivando a 100 metri di calza per entrare di diritto nell'Olimpo dei record. Niente lancio dal campanile però, perché il meteo non ha consentito lo svolgimento della festa in piazza, ma la pioggia non ha minimamente spento l'entusiasmo di centinaia di bambini e famiglie che si sono ritrovati nella palestra comunale insieme al sindaco Simone Baggio e qui hanno potuto divertirsi partecipando anche a una lotteria nella quale si doveva indovinare il peso di una calza formato famiglia piena zeppa di generi alimentari che è stata vinta come premio finale. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, grazie ai registi Francesco Ceron, Renato Capoia con Nadia Brazzo e buona giornata.